Belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo e carichissimo! Perché oggi si riparte! inizia la nostra avventura dell'Aracola e siamo contentissimi, abbiamo beccato una giornata caldissima di sole. E Infatti, dove siamo? Dove mi hai portato oggi? siamo nel cuore del Feletto. E cosa faremo oggi? Cosa faremo? Oggi scopriremo la storia di queste comunità che hanno abitato quest'area sin da tempi antichi, tra queste colline moreniche davvero bellissime, dove storia, arte, gastronomia, vino, ma soprattutto natura e paesaggio saranno i veri protagonisti di questa nuova avventura. Non perdiamo tempo. Sei contento? Contentissimo! Partiamo! Via! Sono appena uscito da un Hortus Conclusus. Ora capiremo di cosa si tratta. Mi trovo nel cuore del Feletto, a Rua, che è il capoluogo del comune di San Pietro di Feletto. Feletto deriva da Felix Icis, cioè luogo che abbonda di felci. La comunità si attesta su queste colline moreniche a nord-ovest di Conegliano già a partire dal IV-V secolo d.C. La storia ci porta ancora qui, a Rua di Feletto, quando nel 1665 il nobile veneziano Alvise Canal fa dono a una comunità di monaci eremiti camaldolesi di 50 campi su questo colle, Col Capriolo. Era già presente un antico palazzo che diventerà poi la sede principale di questo eremo, attorno a cui i monaci costruirono queste casette, queste celle, dove pregavano e dove, all'interno appunto di questo Hortus Conclusus, coltivavano erbe medicali e ortaggi. Sto salendo questa gradinata che ci conduce davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta e San Romualdo. Non è la chiesa originale costruita dai monaci che abitavano ovviamente questo eremo. Quello che vediamo oggi è frutto di un restauro iniziato nel 1854, mentre la chiesa venne consacrata nel 1718 e domina tutta questa meravigliosa vallata di colline lussureggianti. E
L'eremo oggi è proprietà della comunità di San Pietro di Feletto. L'antico palazzo dall'800 è divenuto sede del municipio e quindi chi abita quest'area può godere di una storia molto lunga, ma soprattutto osservare questi paesaggi che ti riempiono davvero il cuore di gioia. Abbiamo cominciato a 3 minuti, ti sei già che ti sei... In realtà non mi sto riposando, voglio solo ammirare il tuo outfit, molto sporting, bello. In realtà ho scelto di vestirmi per il calore che c'era di sopra, qui sta bene. Infatti. Vedi anche Zero. Hai il tuo fascino, il tuo fascino. Diciamo che rappresento l'uomo medio, un mostro orrendo del 72. Quindi mi sembra di vedere indosso a me il corpo di mio zio, di un mio avo. Sì, ma sappi che oltre ai miei occhi ci sono altri 2 occhi che ti stanno osservando. Guardate che roba. Allora, qui inizia il percorso che ci porta alla scoperta di questo sentiero che si stacca completamente da ciò che abbiamo visto fino adesso e forse anche da ciò che vedremo. Perché improvvisamente queste colline in parte moreniche, ma in parte carsiche, soprattutto, hanno creato questo ambiente naturale che è magico e ci mette dentro una storia profondamente antica. C'è una varietà immensa di specie vegetali e queste rocce pazzesche. Questa ci può far pensare a dei misteri, a qualcosa che non riusciamo forse a comprendere, cioè quel rapporto tra uomo e spirito che viene scolpito sulla roccia. Quindi 2 grandi occhi che ci guardano, forse a monito. Sì, ogni tanto la natura si umanizza per ricordarci che ci osserva. Forse vuole anche dirci rispettate questo ambiente che sicuramente era tanto caro a un grande poeta come Andrea Zanzotto, perché quello che noi stiamo vedendo e affrontando oggi è assolutamente donativo. La natura regala a tutti noi qualcosa di importante. Andiamo a scoprirla. Continuiamo. Vai. Lento. Occhio al palo, all'albero, Lele. Guarda che spettacolo. Sì. Guarda che spettacolo. Qua è tanta roba. Quindi? Guarda che roba. Aspetta che mi metto più alto, se no sembro... mi metto un po' più su io. Ok. Guarda che spettacolo. Pensa, Lele, che proprio il microclima peculiare di questo posto fa sì che in primavera, ad esempio, ogni 15 giorni cambino i colori. Si parte dal bianco dei fiori dei bucaneve, le campanelline, poi il crocco, l'epatica che sono un po' più violetti. Ogni 15 giorni mutano e esplodono con una magnificenza incredibile. Periodi, colori diversi. Esatto. Poi le foglie crescono negli alberi, ovviamente il sole filtra molto meno e arrivano le felci. Le felci. Felci, da cui Filix Icis, che dà il nome alla zona. Bravissimo. E pensa che le felci, gli equiseti, sono piante paleozoiche. Cioè... sono dei fossili viventi. Sono le prime piante terrestri che sono riuscite a differenziare una sorta di sistema vascolare, per quello si sono alzate rispetto alle briofite, ai muschi. E infatti si vede su Jurassic Park. Esatto, sì, la felce è Jurassic Park. Sì. Pensa, proprio veramente sembra di essere in un altro mondo. Esatto.
Io direi di continuare, Sì, se sei sì, d'accordo, sì, perché ci aspettano delle care persone. Sì. Con belle sorprese, Andiamo? bei racconti. Fai strada, fai Vado strada. io, fai vai. strada. Seguimi, follow me. Via. Eccolo Eccoci. qua. Ciao, Giorgio! Ciao ragazzi, Giorgio. Ciao. Ti affido l'Ele, io raggiungo la Edda che ha tante cose da io mi raccontarmi. fermo qui nei questi- pressi di questa grotta, il sentiero del Molino del Crevada, se non sbaglio, giusto? Valtripera, Valtripera. il Crevada, sì. Perché Valtripera? Valtripera perché questo è uno dei posti più defilati del comune, tra l'altro confine tra due comuni, quindi qui era difficile intervenire. E al tempo della Repubblica di Venezia cosa facevano i contadini qui? Allevavano bestiame un po' così di nascosto Ah, ok. e pur di non dichiararlo per non pagare le tasse, poi quando lo macellavano avevano questa interiora, le budella, no? Le tripe, e i buttenti a tripera. Ah, ok. E quindi questa qui è la zona proprio destinata a questa pratica. Una discarica. Una discarica. Una discarica, diciamo, di resti di quelle che appunto non volevano dichiarare, come dicevi. Esatto. Però questa bellissima grotta, perché tu mi confermi che questa è una terra carsica, vero? Assolutamente sì, terreno carsico. E in questa grotta che la natura ha creato c'era un altro rito molto particolare. Cosa succedeva? Seguendo questo filone, no, di queste attività poco lecite, cosa facevano qui? Venivano, soprattutto di notte, a distillare la grappa. Ah, che non si poteva. Non si poteva, no? Era divieto, no? La distillazione clandestina poi, Certo. fino a pochi anni fa. E qui venivano proprio di notte perché avevano l'acqua, c'è un ruscelletto che scende qui, la legna Legname del a sufficienza. bosco, assolutamente, e quindi erano coperti, riparati anche col brutto tempo. E cosa succedeva però? Che ovviamente essendo un'attività illegale molto spesso arrivavano i dazieri, no? I finanzieri al tempo, Sì. arrivavano con la camionetta fino alla parte alta, però c'era sempre il palo che li avvisava, ok, quindi scappavano. E quindi cosa facevano? Arrivavano, guarda quei dazieri, via, scappavano, non erano mai presi. Comunque Giorgio, queste sono cose un po' che raccontano la storia di una comunità, la vita è anche difficile di un tempo, però devo dire che io ti ringrazio personalmente per questa opportunità, perché questo luogo è magico, la natura trionfa assolutamente e spostandoci così dai vigneti si trova questo ambiente che forse ricostruisce una storia antichissima che affonda le radici anche nella preistoria. E quindi grazie davvero, e se sei d'accordo continuiamo il nostro percorso. Assolutamente. Grazie. Fai strada tu, fai strada sì. tu. Eccoci qua. Ciao Edda. Ciao Edda. Ivo. Ho raggiunto Edda, la nostra appassionata di natura, di piante e anche di passeggiate in questi luoghi fantastici. Certamente. Sappiamo che questo suggestivo posto muta costantemente negli odori, nei sapori, nei colori. In questo periodo alle porte dell'autunno, cara Edda, cosa troviamo? La valle ha una abbondanza di piante commestibili e ne troviamo a partire dalla primavera, ne troviamo molte e le possiamo raccogliere. Ora a fine estate l'offerta è un po' meno abbondante, però troviamo lo stesso, per esempio la cetosella di bosco, che in primavera fa un fiore bianco bellissimo e i cuochi la conoscono bene perché con il succo ci marinano il pesce. Io posso assaggiarla? Certamente. Vai. È buonissima, è un po' acidula, senti? È vero, è vero. Oxalis acetosella, Oxalis acuto, è appunto acidula. E Ci marinano il pesce, dicevi? Ci marinano il pesce, la possiamo aggiungere le foglioline fresche alle insalate,
per evitare di usare troppo sale. Questo è qualcosa che fa molto bene alla nostra salute, ridurre il sale ma aumentare il gusto con altri espedienti. Caredda, io continuerei con te il percorso alla ricerca di altre piante edibili e così mi spieghi altre 2 o 3 cose. Ti seguo. Grazie, grazie. Ecco Lele, il podere dei coniugi De Martini, dove arte, cinema, spettacolo si fondevano insieme. I coniugi De Martin per tanti anni hanno ospitato i più grandi registi, attori, artisti e poeti di tutta Italia. Questo è diventato magicamente un luogo di ritrovo creativo davvero eccezionale. Andiamo? Ovvio. Questa casa e il relativo giardino con una vista panoramica mozzafiato ha ospitato tantissime persone. Forse questo è anche merito di un grande personaggio che è Rodolfo Sonego, che nacque a Cavarzano, un quartiere di Belluno, nel 1921. Però amava frequentare questi luoghi tanto da prendere casa e il fatto che si muovesse su questi prati, su questi colli, uno dei più grandi sceneggiatori del cinema italiano, comportava anche delle visite, dei momenti di ritrovo e qui si creò un cenacolo d'arte forse unico nella storia dell'arte appunto italiana. Sonego è stato tante cose, forse la sua creatività nasce proprio dalle numerose attività che ha svolto, soprattutto in gioventù. Lui disegnava, poi ci fu la guerra, diventò partigiano, addirittura capo della Brigata Fratelli Bandiera che contava 250 partigiani. Finita la guerra, riprese in mano la matita e il pennello e si recò a Venezia, dove riuscì ad avere un periodo di creatività insieme a Vedova. A quel punto venne chiamato da Rossellini perché tutti riconoscevano in Sonego questa enorme capacità di raccontare, di creare racconti, ed era anche una persona estremamente simpatica. E da là parte un'avventura inaspettata e diventa forse uno dei più grandi sceneggiatori della storia del cinema italiano. La cosa bella da ricordare è che dal 1946 ci fu un ritrovo pazzesco a Roma, dove poi nacque anche il neorealismo, e le collaborazioni di Sonego iniziarono con la Tuada, con Risi, con Fellini e con tantissimi altri, addirittura Rossellini. E a un certo punto, quando amava ritrovare se stesso in questi luoghi, invitava tanta gente, ma anche poeti importanti come per esempio Andrea Zanzotto, grandi comici del tempo come De Sica, Walter Chiari, e questo accresceva in lui la creatività e diventò a un certo punto sceneggiatore unico dei film di Alberto Sordi. Mi piace ricordare un piccolo aneddoto, perché lui partecipò anche alla scrittura del film eccezionalmente importante per la commedia all'italiana, che è Il sorpasso di Dino Risi, ma non venne accreditato nei titoli del film. Se un giorno qualcuno si mettesse a risunteggiare e a riscalettare molti dei miei copioni,
si imbatterebbe nell'evidenza che ci sono un sacco di piccoli e grandi sorpassi nelle mie storie. Caro Presidente, è un piacere trovarti. Posso far pubblicità? Certo, assolutamente. Buongiorno sì. a tutti. Siamo nel cuore di questo patrimonio mondiale. Conegliano Valdobbiadene DOCG, Patrimonio dell'Umanità. Panorama è UNESCO. stupendo, è bellissimo. Eccezionale. Azienda agricola del Manzane, dobbiamo ricordarli, sono bravi. Quindi si fa solidarietà. E fanno anche un vino straordinario, ma oggi noi non siamo qua tanto per il Prosecco quanto invece per questa manifestazione che è arrivata al 12° anno. Quindi è un evento inclusivo in cui il Devoluto aiuterà e supporterà una onlus, che è Unico 1, per aiutare i bambini che hanno bisogno. Quindi questo è il messaggio che oggi si lancia qua. Ma direi Prosecco e solidarietà, Conegliano e Valdobbiadene DOCG e solidarietà. Direi che si moltiplicano queste iniziative nelle nostre aziende agricole, aziende che sono anche fortunate del fatto che hanno una produzione che insomma è ricercata a livello mondiale. Si pensi solo che una bottiglia di bollicine su 3 nel mondo viene dai nostri territori. E dall'altro ricordare anche che Manzane è stata quella che per prima e in maniera più importante ancora oggi finanzia poi iniziative sociali. Oggi ho incontrato ad esempio Super Simo, questo ragazzo in carrozzina con tutta una squadra che andrà alla maratona di New York. E quindi l'accessibilità e tutto quello che è l'inclusività diventa realtà in agricoltura. Direi di raggiungere il vigneto, raccoglieremo il più possibile e il Devoluto ovviamente andrà totalmente Sempre in ragazzi. efficienza. Grazie. Grazie. Presidente. Si comincia questa nuova avventura, allora un'altra volta insieme a Cristian Ghedina, facciamo un applauso a Cristian! Bravo! Gente delle Manzane, siete pronti? Ernesto! Via, andiamo! Siamo all'interno di uno degli appezzamenti delle Manzane in questa giornata straordinaria perché si sta svolgendo la vendemmia solidale che è arrivata alla 12ª edizione. Però qui insomma, caro Ernesto, siete importanti anche per il prodotto che fate da molti anni. Sì, 12ª vendemmia solidale, tempo bellissimo, l'uva quest'anno un po' meno, abbiamo avuto della grandine, però al tempo non si comanda. Certo. Sì, noi siamo un'azienda, abbiamo sempre cercato di curare la qualità in primis perché i numeri che facciamo non possono permetterci altre scappatoie. Siamo produttori nel DOCG, nel Conegliano Valdobbiadene, per cui la nostra produzione è imperniata sullo spumante, sui DOCG e ultimamente stiamo sviluppando quelli che sono delle esperienze sulle rive. Abbiamo già creato 4 rive che sono dei cru, che sono quelli più costosi e che stranamente sono quelli che finiscono sempre. Ecco, l'azienda è nata tanti anni fa da mio padre, io ho un po' dato una svolta dagli sfusi che si faceva alle bottiglie e adesso ho anche la fortuna dei figlioli Tutta la che seguono, sì, per cui le Manzane e vendete il vino in tutto il mondo. Sì, vendiamo il vino in tutto il mondo, esportiamo in circa 40 paesi e con soddisfazioni. Diciamo che abbiamo della clientela consolidata, il che non è semplice, per cui vuol dire che ci stiamo comportando bene sia a livello qualità sia a livello rapporto qualità-prezzo, però abbiamo sempre i clienti
non li perdiamo e questo ci fa piacere. Un'ultima cosa, Ernesto, siamo all'interno di quello che è il patrimonio UNESCO, quindi un'area sempre più importante a livello mondiale. Com'è lavorare qua? Beh, allora, lavorare qua è bello. Lavorare qua ci sta dando, oltre al Conegliano Valdobbiadene di OCG, anche altre possibilità. Parliamo economiche, parliamo di sviluppo del territorio, perché notiamo che arrivano sempre, ogni anno, più turisti. C'è sempre gente che viene in questo territorio, viene a vedere le nostre colline, le colline di Conegliano, le colline di Valdobbiadene, giri in bici, passeggiate, stanno nascendo molti agriturismi. L'enogastronomia poi è trionfante in queste Enogastronomia, zone, quindi uno trova tutto sostanzialmente. Sì, direi Fantastico. che lo dico anche con entusiasmo perché vedo proprio uno sviluppo del territorio, il che ci permette di guardare avanti un futuro roseo. Evviva le manzane! Ernesto, andiamo a vendemmiare? Andiamo a vendemmiare! 3, 2, Evviva 1, via! Il Conegliano Valdobbiadene di OCG. Grazie di tutto. Super, le manzane. Questa cosa mi fa tornare davvero bambino, mi ricorda l'infanzia e sono anch'io contento di partecipare a questa vendemmia particolare, la vendemmia solidale che da 12 anni si svolge qui in queste colline patrimonio UNESCO. Sentiamo però come è organizzata questa manifestazione incredibile legata alla beneficenza, legata all'aiuto del prossimo attraverso le vive parole di Anna. Qui state assistendo alla 12ª edizione della Vendemmia Solidale, un evento con scopo benefico che realizziamo da 11 anni circa e è nata per scherzo con Diego, un compagno di classe di mio fratello, ed oggi è diventata una festa sempre più grande. Siamo qui in 500 a vendemmiare per Diego Murari, l'associazione Unico Uno. È una giornata di festa e tutti insieme cerchiamo di sostenere questa onlus, perché solo insieme possiamo fare la differenza. Tra di noi ci sono anche alcuni sportivi come Cristian Ghedina pronti ad aiutare. In circa 11 anni abbiamo devoluto più di 110.000 euro. E sempre di più cerchiamo di essere attivi nel sociale con una forte attenzione verso il prossimo. Ad esempio anche una nostra etichetta è in braille per appunto essere sensibili verso persone che soffrono di disabilità. Per il futuro stiamo già organizzando futuri eventi, in particolare verso i primi di dicembre ci sarà la Castagnata, dove andremo a presentare proprio la bottiglia di questa vendemmia solidale e quello che è il ricavato che verrà donato all'associazione. Anche il prossimo anno appunto ci impegneremo sempre nel sociale e ci sarà la 13ª edizione della vendemmia solidale, siamo sempre nei primi di settembre, ma ancora non posso svelarvi quale sarà la futura associazione a cui devolveremo la raccolta dell'uva. Guardate che parterre di persone straordinarie. Un grandissimo campione dello sport, un altro giovane campione che è Simo. Tutto questo per promuovere un'attività davvero straordinaria. Luigi, cosa avete deciso di fare? Diciamo che a gennaio ho trovato Simon al bar e abbiamo detto vuoi andare a New York? E lui mi ha detto sì. E io cosa devo fare? E tu hai già fatto maratona nel passato, quindi nel 2007 avevo già portato altri 2 ragazzi, 2 angeli, perché per me sono degli angeli, a New York a fare una maratona. Quindi l'obiettivo di questa impresa è riuscire a coinvolgere in modo inclusivo questi ragazzi, ma anche le loro famiglie. Anche le loro famiglie, perché c'è sempre stato, adesso un po' meno, però per il passato c'è stato la difficoltà delle famiglie a uscire fuori dalla casa, uscire e fare delle spese, perché quando ci sono i problemi in famiglia poi si vedono i problemi ma non si vedono andare a divertirsi. Quindi tutto questo aiuterà Simo ma tanti altri giovani sportivi, un obiettivo di comunità, un obiettivo solidale. Quale luogo migliore come questo, le Manzane, quest'oggi, per promuovere progetti come questo? Allora evviva l'associazione Super Simo, evviva i progetti solidali. Oggi viviamo questi momenti intensi dove la gente si unisce per portare a casa dei progetti che rendono altre persone davvero più felici. Grazie ragazzi!
Lele, vai Lele. Vai. Ce la puoi fare. Sì, vai. Vai Lele. Vai Ivo. Dai, vai A. Vai. Vai A. Tra l'altro è da qui che parte il muro. Tu devi ancora cominciarlo. Aspetta. Dammi qua. Spiegami, raccontami sta vendemmia che sono curioso. No, sono stanco, ho fatto 112 metri. E l'inizio, neanche in salitizio. Qua a parte. Sì. E poi quant'è? 1150 metri, vero? Sì. Di lunghezza. Pendenza media. 12,7. Arriva fino al 19%. Quindi, cioè, ogni metro si alza di 1 centimetro, quindi fate conto. Quindi è breve ma potente. E sono passati per di qua ben 6 volte i ragazzi del Giro d'Italia. Ed è considerata una delle salite, seppur piccola, più famose nel mondo del ciclismo internazionale. Il muro di Ca del Poggio. Ma io non ho voglia di farlo. Cioè il sudore, è sempre interessante ascoltarti, ma guardarti così è sudore proprio... subseno. Ma sai che fa bene Sì, fa bene. E continuiamo a sudare? Ah sì. Provo a sudare anche un po'. Andiamo su perché su c'è un panorama straordinario. Peraltro, per parlare di inclusività, proprio oggi è transitata su questa salita così famosa una corsa particolare a staffette che è partita da Cortina e pensa arriverà a Parigi, con tappa proprio qui a Ca del Poggio, per poi fare un'altra tappa a Conegliano in cui c'è un miscuglio di varie discipline, M-bike, e-bike, poi nelle varie tappe ci sono altri sport, e questo serve a diffondere il verbo che i disabili possono convivere con tutti gli altri, ma soprattutto c'è una grande richiesta di trovare tecnici, allenatori, fisioterapisti che aiutino i ragazzi con delle difficoltà a vincere questa incertezza emotiva e fare tanto sport. Quindi è un mondo apertissimo e noi siamo contenti di comunicarlo a tutti voi. Sono finito. Belle parole comunque lei. Sì, grazie. Sorate. Che roba, andiamo. In groppa di nuovo. Poi andiamo su, cosa beviamo? Vedremo. Intanto potassio, partiamo. Magnesio e potassio. Zenzero. Pronto? Però che poi anche sta roba che è assistita, però cioè guarda, fa caldo, sì, ho capito, ma mettila prima, tu sei in prima? Sono in prima. Andiamo? Via! Andiamo noi! Dopo la faticosa, anche se assistita pedalata, che io e lei abbiamo appena fatto, abbiamo guadagnato Ca del Poggio. Questa stupenda realtà immersa, guardate dietro di noi che panorama, immersa in un fantastico mondo. Sono qui con Marco, fratello di Alberto, la famiglia Stocco, che gestisce, che ha creato questo luogo formidabile. Oggi ci parlerai di cibo e ci farai una ricetta. Ma prima, scusate se faccio questa domanda a Marco, volevo sapere perché qui, immersi nelle colline, voi siete i leader nel cucinare il pesce. Intanto grazie di questo. Sono ormai quasi 30 anni che siamo qui, nasciamo da una famiglia che comunque è nata al mare, cresciuta al mare, anche se era di origini del posto, e abbiamo cercato di portare quello che sapevamo fare, portare la cucina del mare anche qui in collina. I primi anni sono stati duri, però adesso siamo partiti e pure bene. E le soddisfazioni cominciano ad arrivare. Certo. Ma le soddisfazioni arrivano quando c'è gente brava a lavorare. E infatti adesso il caro Marco mi farà vedere le sue mani all'opera.
cosa ci prepara? Noi facciamo una cosa semplice, veloce, che possono fare tutti usando dei prodotti del nostro territorio. Quindi facciamo un carpaccio di branzino con gli zucchini al profumo di menta e uva glera. Uva glera, che ricordiamo è l'uva che viene usata per il famoso Prosecco, Esatto. certo. Quindi useremo un branzino, in questo caso è un branzino abbastanza grande, ma basterebbe anche un branzino sui 600 grammi, degli zucchini del nostro orto, la menta del nostro orto qui alla nostra destra, l'uva glera, del limone non trattato, del sale e dell'olio di oliva. Ecco, questo adesso lo lasciamo in marinatura un'altra mezz'ora, quindi un totale fra gli zucchini e il branzino 1 ora e mezza di marinatura, dopodiché il piatto va scolato e va servito in un piatto ed è pronto, insomma. Perfetto. Da elementi semplici, grande maestria di Marco, la grande maestria di Marco ha creato questo piatto che sicuramente sarà buonissimo. Certo. Marco diceva gli piace il suo lavoro, io lo chiamerei amore per il suo lavoro, passione per il suo lavoro, il suo e tutta la sua famiglia che ha creato insieme questa realtà fantastica, Ca' del Poggio, immersa in questa favola. E non riesco a trovare l'ele. Sei proprio qua, quando c'è da mangiare. Allora, fermo. Esatto, te lo presento. Sì, Marco mi ha istruito, mi ha erudito, si dice, giusto? Sì. Carpaccio di branzino, spigola dell'Adriatico, su letto di zucchini, con menta e uva glera. Fantastico. L'uva del luogo? No, glera, uva del Poggio. Ca' del Poggio. Cosa si fa con il Prosecco. Basta ridere. Mangia, assaggiamo, non vedo l'ora. Ragazzi, non mi fidavo perché non mangio pesce crudo, in realtà è buonissimo. invece io amo il pesce crudo e credimi, tanta roba. E anche per oggi ci è andata benissimo. Ho imparato a sognare e non ero bambino e non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore. C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo, un amico che avrò, se cado una volta cadrò e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non
non smetterò. È un piacere incontrare Teira, responsabile marketing territoriale di Est Energy, che fa parte del gruppo ERA, giusto? Perfetto. Inizia insieme un percorso, siamo partner in questa nostra avventura che ci porterà alla scoperta di tantissime terre, non solo in Veneto ma in tutto il nord-est, per cui avere un partner che, come voi, ci tiene al territorio per noi è fondamentale. Però voi non siete solo fornitori di energia, vi occupate anche di tantissimi progetti culturali, ma soprattutto sociali. Per esempio, Teira? Per esempio il progetto Digelode, che è un progetto del gruppo ERA che noi abbiamo esteso anche a Est Energy. Est Energy è la società del gruppo ERA che lavora nei territori del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e della Lombardia. Il progetto Digelode è un progetto dedicato alle scuole. Praticamente coinvolge i nostri clienti che attraverso i loro comportamenti digitali possono contribuire a accreditare dei punti alle scuole del loro territorio. Quindi anch'io nella mia zona, visto che sono cliente ERA, Est Energy in questo caso, posso contribuire al miglioramento di qualcosa. Esatto, cioè tu puoi attraverso, se vuoi scaricare l'app, puoi iscriverti ai servizi online, puoi richiedere i servizi come fast check-up per risparmiare, per controllare i tuoi consumi, la domiciliazione bancaria. Tutti questi servizi che tu richiedi, che sono servizi digitali, contribuiscono ad accreditare dei punti alle scuole del tuo territorio. Tu sei di San Donà, di conseguenza a San Donà arriveranno i tuoi punti e verranno ripartiti per le scuole di tutto il comune di San Donà. Se tuttavia vuoi decretare un vincitore e vuoi che i tuoi punti vadano ad una determinata scuola, lo puoi fare. Lo scrivi sul sito internet digelode.gruppoera.it. Scelgo proprio l'istituto. Scegli proprio l'istituto, ce ne sono circa 1200 di istituti che sono all'interno di questa lista, perché ovviamente i territori, come dicevo prima, sono molto ampi. Scegli il tuo istituto e i tuoi punti in questo caso valgono 5 volte tanto. Che cosa succede poi? Vengono stilate delle classifiche, alla fine vengono decretati dei vincitori. I vincitori, che sono gli istituti appunto scolastici, ricevono un assegno di 2.500 euro che possono utilizzare per progetti di digitalizzazione. Quindi tutti noi possiamo contribuire a migliorare le condizioni tecnologiche, diciamo, di un istituto fondamentalmente. Esattamente. Grazie Teira, grazie a voi. Grazie. Fabio, che spettacolo, eh? Vero? O no? Bellissimo. Siamo nella zona più bella di San Pietro di Feletto. Ivo, cosa ne pensi? Guarda, stamattina mi sono svegliato poco prima di te, ho fatto una camminata e mi sono rigenerato decisamente. Siamo nel cuore del Feletto, questa è una tenuta governata dal buon Fabio che ci ha ospitato. Ed è un'antica casa, c'è una bella storia alle spalle. Sì, c'è una bella storia perché comunque questa si tratta di una residenza contadina di Eufemia, che era la mia bisnonna, e che tramite dei lasciti e altro abbiamo con la mia famiglia abbiamo pensato di valorizzare, soprattutto dopo un viaggio fatto in Toscana. Ti sei ispirato. Che mi ha ispirato, era il lontano 2001 e dopodiché nel 2011 abbiamo dato inizio tra varie vicissitudini ai lavori di recupero. Quindi tu hai delle camere, c'è la colazione, oltre che al paesaggio che vediamo. Chiaro, ed è iniziata con cercando di monitorare e capire cosa cercava l'ospite, che alla fine cerca un posto normale, genuino, sincero, e che ha queste caratteristiche di estrema naturalità
perché comunque abbiamo fatto un progetto che si riesce a plasmare perfettamente nell'ambiente in cui è. Quindi l'invito è quello di, se avrete occasione, di passare per questo luogo così importante per quella che adesso è una zona sotto l'egida UNESCO da qualche anno. La rigidità UNESCO anche. Sì, a te non è cambiato fondamentalmente nulla da quel giorno. Però il paesaggio è quello che viene descritto in tutto il mondo e lo si vive proprio nel suo cuore, qui a San Pietro di Feletto. Noi ringraziamo Fabio. Grazie a voi. Anche per averci dato la possibilità di fare una bella passeggiata questa mattina appena svegli, una ricca colazione che ci permette ora di affrontare qualcosa che è stupefacente non solo per l'Italia ma per tutta Europa, che è la famosa antica pieve di San Pietro. E noi andremo a visitarla con grande interesse e soprattutto tantissima curiosità. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Finalmente siamo arrivati in questo luogo che forse è quello che racchiude in sé la storia più importante del Feletto, la pieve di San Pietro. Io ringrazio Maria Chiara che ci ha dato l'opportunità di entrare in un giorno della settimana qualsiasi e ci ha messo a disposizione la sua conoscenza per apprendere qualcosa di questo manufatto davvero irresistibile dal punto di vista artistico, storico, ma direi anche sociale. Ho guadagnato l'interno di questa pieve, che è un presidio storico-artistico unico nella Marca di Treviso, ma direi più in generale in questa regione del All'interno c'è una stratificazione di affreschi che va dal XII al XV secolo. Su tutti questi affreschi spicca la cappella in cui mi trovo, che è la cappella dedicata a San Sebastiano, tenuta in maniera perfetta, ricostruisce la storia di questo martirio con la grande figura di San Sebastiano trafitto. In questa volta a crociera magnifica che è racchiusa all'interno di uno spazio iconografico assoluto. Tenete conto, come già dicemmo, che in quei secoli la gente non sapeva scrivere, quindi l'immagine era fondamentale. Al vertice di questa piccola cupola c'è proprio la mano di Cristo, che richiama il Cristo Pantocratore che invece è inserito nel catino absidale. Ciò che resta di quel magnifico affresco che richiama quel Cristo Pantocratore del XIII secolo che si trova nel catino absidale, insieme alla Vergine e ovviamente a San Pietro Apostolo. Oggi è ancora possibile ammirare questa grande bellezza, l'interno è suddiviso in 3 navate, c'è stato uno spostamento dell'affresco del credo, in quanto una parete era crollata, insomma vari interventi che però hanno mantenuta viva la memoria di questo presidio così importante per le comunità non solo di San Pietro, ma anche di Formeniga, Colalbrigo. Quindi era un luogo di ritrovo importante per tantissime comunità. Io sono contento di essere arrivato qua, di aver guadagnato questo spazio così importante per la storia dell'arte e poi l'armonia di questa chiesa è stata sempre orchestrata dalla meraviglia di quell'organo del 1706, un organo positivo, quindi più piccolo rispetto a quelli grandi che di solito troviamo nelle cattedrali, ma funzionale al bene di questa comunità. La facciata di questa antica chiesa è a salienti e
presenta adagiato un antico portico molto ampio del XIII secolo. Questo è un luogo fondamentale, il luogo della comunità. Dovete pensare che era rifugio per i viandanti, riparo per gli abitanti di questa comunità, ma anche luogo di scambio. Sotto queste travi si svolgevano mercati, baratti, rapporti sociali molto importanti per quella antica comunità rurale. E quindi su questo colle in qualche modo c'era la possibilità di stare insieme. Io ho sempre avuto l'idea che la vita che noi ricordiamo del Medioevo in realtà è durata sino agli anni 50 del Novecento. Poche cose sono cambiate per secoli e questi affreschi che vediamo così importanti rendono a noi la cifra dell'importanza che l'icona aveva un tempo ma per molti secoli. Quindi vediamo Sant'Antonio Abate, la Vergine col bambino, la Vergine con i santi, vediamo il tentativo di sacrificio di Isacco da parte di Abramo con l'intervento dell'angelo che riesce a fermare quell'atto drammatico e poi su tutti spicca il Cristo della Domenica. È una tipologia di affresco che troviamo soprattutto nel Bellunese al nord dell'Europa, poco presente nella Marca di Treviso ma in generale nelle Venezie. Questo però è importantissimo, è una delle opere d'arte esterne maggiormente apprezzate per esempio da Philippe Daverio. Perché? Perché oltre alla capacità stilistica che emerge in un luogo di campagna, soprattutto ricostruisce anche la storia di un borgo, di un villaggio, di una vallata. Infatti il Cristo ci racconta l'importanza del terzo comandamento, cioè bisogna santificare le feste e nei giorni in cui la liturgia si dedica completamente al Signore non deve esistere lavoro, attività che esulano dalla preghiera. E allora attraverso queste icone che sono così ancora belle ed evidenti ci racconta la storia di quello che accadeva un tempo, per cui ogni atto che l'uomo produceva contrario a quello che era il comandamento di Gesù Cristo, esso stesso veniva ferito. Ci sono appunto le scie di sangue che indicano proprio gli strumenti di lavoro del tempo, ciò che si faceva durante la settimana, per cui il lavoro nei campi con tutti gli attrezzi, il gioco d'azzardo, addirittura la fornicazione era vietata in molti momenti dell'anno. È quasi un'immagine bizzarra, ma era così importante per la comunità del tempo, un monito che la Chiesa dava a tutti per mantenere quell'educazione religiosa ma anche sociale che era necessaria per il progredire di tanta gente. Quindi questo Cristo della Domenica ci rimane dentro il nostro cuore, dentro ai nostri occhi e dentro il nostro animo, per tanta bellezza che esso trasferisce a tutti noi. Una Chiesa antica, questo è vero, le cui fondamenta partono già dal IV e V secolo d.C. e successivamente ciò che vediamo oggi è il frutto del lavoro evidentemente del XII secolo, almeno nella sua volumetria. Questa Chiesa ha attraversato atti difficili, guerre, terremoti, ma è ancora qui come il Cristo, a segnare per noi un messaggio, un monito. Bisogna rispettare non solo la religione, ma la comunità, la socialità, e per me questo è qualcosa di fondamentale. Sono qui con Loretta, figlia di Augusto, all'interno di questo laboratorio dove artigianalmente si crea usando come materiali il rattan e il giunco. Innanzitutto, cara Loretta, il rattan cos'è? Il rattan è un nome generico per definire
una pianta che viene scortecciata, bastone. Ah, L'origine della parola è un dialetto malese che vuol dire bastone. Ah, ok. Si intende la canna scortecciata. Il giunco invece è una famiglia dove ci sono tutte le piante con la corteccia. Negli ultimi anni si parla molto di green, di rispetto dell'ambiente e della natura. E in questo caso? Il rattan è green al 100%, nel senso che sono piante che crescono velocissimamente, per dare l'idea, anche se non è precisa, tipo piante infestanti. Quindi crescono, si tagliano, crescono, non c'è abbattimento d'alberi, deforestazione, niente. Anzi, Quindi, usando questi materiali si dà anche una mano. esatto, si dà una mano al riciclo della foresta, alla pulizia. No, assolutamente verde, materiale verde, alcun danno all'ecosistema, alle foreste, niente, zero. Fantastico. Zero. Un'altra mia curiosità è come mai si è sviluppato questo tipo di artigianato proprio qui? Secondo me due motivi. Uno, credo fine 800, hanno fatto una scuola per intreccio a Barbisano e quindi imparavano a intrecciare i materiali locali di allora, vimini in salice. Due, una ditta importantissima fino agli anni 60, la Dalvera, enorme, che ha lavorato questo materiale in tutte le forme e importato il materiale, e quindi da là sono nati tutti i piccoli artigiani per conto proprio. Infatti fuori onda il tuo caro papà mi raccontava che 90 famiglie su 100 intrecciavano. Sì, anche perché una volta c'era il lavoro a domicilio che aiutava il lavoro in fabbrica. Quindi nelle case le donne facevano gli intrecci più semplici, gli uomini facevano le fritture, per cui la fabbrica madre, tra virgolette, portava a fare le lavorazioni anche esterne e quindi aiutava molto la lavorazione, ampliandola nei momenti di maggior bisogno, diminuendo quando c'era meno. Era un gran modo di lavorare, arcaico ma molto buono. E per fortuna c'è ancora gente come voi che porta avanti questa tradizione di artigianato. Sì. Senti, le mie mani sono molto curiose e ho visto che i tuoi ragazzi stanno lavorando. Secondo te posso provare anch'io a fare qualcosa? Certo, Okay. assolutamente. Bene, e allora vado verso i ragazzi. Prego, okay? prego. Eccoci qua. Che pace. Eh sì, è un luogo contemplativo, possiamo dirlo. Sì. Peraltro alle nostre spalle questo gruppo di alberi che sono... Carpini, è un roccolo. Ah, un roccolo. Il roccolo era una piantumazione geometrica fatta dall'uomo per tirare gli uccelli, poi venivano cacciati. Attualmente non si usa più per quei motivi. È rimasto un monumento... Sì, perché è veramente affascinante, pur creato dall'uomo. Questo sentiero veniva percorso da Papa Roncalli in quanto spesso frequentava queste zone del Feletto per riposare, per trovare un po' se stesso in una vecchia casa che si trova ancora oggi abbandonata, e ogni giorno faceva una passeggiata, andata e ritorno, perché gli piaceva osservare il bosco di castagni, di carpini come dicevi tu, evidentemente di sambuco, di altre piante. E quando incontrava i contadini in mezzo ai vigneti che lavoravano, scambiava quattro chiacchiere, dava delle benedizioni. E poi si fermava innanzi a questo roccolo per pregare, fondamentalmente. E citiamo una sua frase, una frase che è tratta un po' dal suo percorso liturgico personale, e diceva: il senso della mia pochezza e del mio niente mi ha sempre fatto buona compagnia.
tenendomi umile e quieto. Noi continuiamo questo percorso cercando il paesaggio perfetto per chiudere questa nostra avventura che è stata davvero emozionante, Ivo Gallo. E cercando nella natura anche noi stessi. Esatto. E questo tratto di percorso verrà inserito nel prossimo futuro in quel cammino UNESCO che ci porta a scoprire la meraviglia di questi colli morenici, patrimonio dell'umanità. Andiamo? Sì, belli, belli, belli. Pace, pace. Siamo usciti da questo bosco. Mi sono portato un ricordino. Ricordino. Il fascino della natura. Un bosco misto, no? Tu mi insegni? Sì. Soprattutto però ci sono tanti, ho notato, Castagni, il pane dei poveri, le castagne. Questo era il percorso che frequentava spesso Papa Roncalli. All'interno di quel grande bosco lussureggiante cercava la sua introspezione, ovviamente, e vedi che poi è intervallato da un pezzo di vitigno che crea quel famoso paesaggio a mosaico, quindi bosco, vitigno, che ha permesso a questa terra di diventare patrimonio UNESCO. E noi andiamo a chiudere il nostro viaggio. Sì, è arrivata l'ora. Già, una bella avventura e vogliamo un bel panorama. Esatto, il paesaggio, il panorama perfetto. Ivo Gallo! Dimmi, Lele Marcassa! Sei contento? Contentissimo! Guarda che roba! Sì, che spettacolo! Che paesaggio incredibile! Si chiude questa nostra avventura che ci ha offerto l'opportunità di incontrare tantissima magnifica gente. Abbiamo avuto modo di assistere alla vendemmia solidale, di assaggiare prodotti di queste terre buonissimi, di visitare luoghi storico-artistici davvero unici in questa regione Veneto e anche di poter lavorare, no? Con le Usare mani. Usare le mani. E quindi io vi lascerei con ovviamente così il pensiero al prossimo viaggio, sperando che voi siate ancora insieme a noi. E lasceremo i nostri cari amici con delle parole di Edda, che è appassionatissima di questa terra, che ama con grande spiritualità e anche devozione e rispetto. E proprio lei scrive: eccomi, sono un essere umano e sono in cammino, filo d'erba fra i miei fratelli, con gioia cammino e ancora, per il tempo che manca al tramonto, prego che il mio occhio possa essere specchio e questo mio corpo, le gambe, le braccia, le mani, messaggeri fidati della sollecitudine amorosa del cuore. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, si chiude questa avventura. Se vorrete, ci troviamo ancora la prossima puntata. Ciao a tutti e grazie. Tutti a San Pietro a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.